Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Sorical ha avviato un piano di manutenzione straordinaria per le sorgenti e i pozzi, obiettivo contrastare la siccità, lavori in corso nel Cosentino. Di notte al capezzale di pozzi e sorgenti, gli operai e i tecnici della Sorical da ieri sono al lavoro nella galleria Crocetta sulla statale 107 che collega Cosenza e Paola. È qui che sono ubicati, come vedete, gli ingressi alle 11 sorgenti che alimentano quello che in gergo si chiama schema Marano Uniti e che comprende i comuni di San Fili, una parte del centro storico e le frazioni di Rende. Effettuati gli interventi all'impianto di sollevamento e il sopralluogo delle prime 4 sorgenti, perché in questo momento non ci si può consentire il lusso di disperdere l'acqua. Tutto il gruppo sorgentizio della zona della Crocetta fino a pochi mesi fa erogava 17 litri al secondo. Oggi la portata si è quasi dimezzata dalla ricognizione e la conferma degli effetti della siccità che sta colpendo in particolare il centro-nord della Calabria. Efficienza è la parola d'ordine della Società per le risorse idriche calabresi, che ha predisposto un piano per la manutenzione straordinaria di serbatoi e impianti. Per poter effettuare i lavori in sicurezza è stato predisposto dalle 21 alle 6 del mattino il senso unico alternato in galleria, lavori che continueranno per eliminare gli sprechi del prezioso liquido. Qualche disagio per gli automobilisti, ma si tratta di lavori indispensabili per tutelare una risorsa sempre più preziosa.